Due generazioni a confronto oggi a Ca' Poggio. Siamo in compagnia di Giulia Stocco, figlia del noto imprenditore nel campo della ricezione e della ristorazione Alberto Stocco, con la quale parleremo delle prossime esperienze che farai Giulia, sia in Francia, a Parigi, dove inizierai un percorso di studi importante, ma anche le prime esperienze che hai fatto a Milano, una grande città che ti ha dato davvero molto. Allora sì, io quest'anno, è il primo anno, sto studiando comunicazione d'impresa e relazioni pubbliche alla IULM di Milano. E ho deciso di provare appunto a iscrivermi all'Erasmus, che è un'esperienza appunto che si fa all'estero, e ho fatto sia un test scritto che orale e mi hanno selezionato, c'erano 2 posti, quindi adesso a settembre partirò e andrò a studiare Global Marketing and Communication a Parigi e sono molto contenta, spero sicuramente sarà una bellissima esperienza che mi permetterà di crescere proprio personalmente. Allora, intanto va detto che hai preso un po' l'accento lombardo. Me lo dicono, la cadenza un po'. Giulia, secondo te a questo territorio meraviglioso che recentemente è stato insignito di un importante riconoscimento di patrimonio dell'umanità, secondo te che cosa manca a tutti noi? Allora, io questo territorio lo amo, lo dico sempre, anche quando sono a Milano faccio vedere a tutti le foto e tutti quanti mi dicono che è bellissimo, infatti è pazzesco. Secondo me manca proprio la visibilità, ma la conoscenza proprio delle colline del Prosecco. Proprio, secondo me c'è bisogno proprio di valorizzare il brand Colline del Prosecco nel mondo, che si trova in Veneto e non solamente per esempio in Toscana, che molti lo associano lì, e secondo me proprio bisogna dare questa visibilità, magari sfruttando anche le nuove tecnologie, i nuovi influencer che appunto aiutino a valorizzare il territorio. Giulia, secondo te un giovane qui nell'Alta Marca Trevigiana si sente bloccato o ci sono comunque degli sbocchi, delle possibilità di crescere anche professionalmente nei nostri comuni, nella nostra zona? Secondo me qui possiamo avere tantissime opportunità noi giovani, però secondo me è anche importante proprio andare all'estero e scoprire nuove professioni, nuove tecnologie, perché all'estero vedi altro, cioè proprio anche il team di lavoro è differente. Quindi nel momento in cui torni qua è del tutto diverso e ti permette di mettere in pratica cose completamente nuove che al momento non ci sono. Guarda, in Giulia riconosco tantissime cose che, tra virgolette, è quello che tante volte mi auspico per il futuro anche di quest'area. Voglia e sete di conoscenza e di formazione verso quello che è una nuova visione di queste meravigliose colline del Prosecco. Ho sentito Giulia che raccontava che abbiamo bisogno di farle conoscere al mondo di più. Esatto, gli strumenti oggi cominciamo ad averli, finalmente siamo geolocalizzati attraverso questo patrimonio dell'umanità, finalmente siamo diventati destinazione turistica, finalmente abbiamo la possibilità di farle conoscere attraverso tutte le sue peculiarità nel mondo. Quindi quando vedo questa sete di voglia, di conoscenza e soprattutto questi giovani, e Giulia in primis ha la fortuna di potersi preparare con gli strumenti giusti, con le nozioni giuste ad affrontare quello che è il mondo, nel senso che finalmente lo possiamo aprire. Sicuramente oggi le basi ci sono, gli interessi ci sono e soprattutto la forza oggi del territorio e il richiamo è molto forte, anche perché le nuove ambizioni, le nuove aperture verso queste nuove esperienze, questi nuovi mercati fanno sì che la curiosità e la voglia di crescere sia importante, quindi cose che magari prima mancavano e trovavano queste cose all'estero. Oggi queste le abbiamo, le ha esposto molto bene la Giulia, nel senso di dire ci andiamo in giro, vediamo tante belle cose, ma poi quando torniamo qua vediamo che oggi abbiamo delle potenzialità enormi. Ecco che facciamoli, sfruttiamo, diamoli spazio e tante volte facciamoli crescere insieme al territorio. Come dobbiamo vedere la presenza di questi giovani influencer nel nostro territorio? Sai che c'è un dibattito in corso. Guarda, io lo vedo così, oggi è un canale molto veloce di comunicazione che fa sì che in poco tempo raggiungiamo quello che magari prima non avevamo mai raggiunto. Sicuramente la velocità tante volte non è supportata da delle basi vere e proprie, nel senso che molti influencer hanno la fortuna di poter trasmettere dei messaggi velocemente, ma magari dopo andrebbero coltivati in maniera anche diversa da parte del territorio. Questo sta succedendo, il nostro territorio è pronto ad accoglierli sicuramente e proprio con suggerimento della Giulia e di qualche mio collaboratore giovane abbiamo puntato anche noi come Ca' Poggio su questo tipo di attività. Giulia me l'ha sempre detto, se vuoi usa l'influencer, Instagram è importante, Facebook è importante, naturalmente bisogna capirlo e io ne faccio tesoro, quindi apro la mente tante volte a queste nuove idee, questi nuovi obiettivi perché vedo che portano dei risultati molto importanti, quindi sì, viva gli influencer perché bisogna cavalcare questa cosa qui. Ti dico dopo però va supportata da un insieme di concetti e di contenuti importanti. Allora Giulia, che consiglio dai a tuo papà o che ti senti di dare a tuo papà? Beh, io sicuramente il consiglio che do a mio papà è quello di mantenersi aggiornato, un po' magari con le nuove tecnologie, con i nuovi metodi, con le nuove modalità di comunicazione
che secondo me possono essere una carta vincente nel futuro. E Alberto, che consiglio dai a tua figlia? Intanto io faccio tesoro di questa cosa, però dico una cosa, tu vai in giro, studia, guarda tutto quello che succede in giro e portami a casa qualche idea che vedrai che la valorizziamo al massimo.